Va ricordando qui una volta che questo video, come tutti quelli di questa serie qui, è sponsorizzato da Lingua Ligure. Senza cui non sarebbe stato possibile di non dire una cosa del genere. Dunque, non perdete tempo, una volta che hai finito di vedere questo video qui, sortite fuori e andate a parlare del San Zenese con gli altri. Un saluto a tutti e benvenuti a Zenese 101. Un saluto a tutti e benvenuti a Genovese 101, il primo videocorso in italiano sul genovese e la lingua ligure. Oggi andremo a vedere i pronomi interrogativi in genovese. I pronomi interrogativi genovesi sono abbastanza simili a quelli italiani, ma proprio per questo è veramente importante fare attenzione ai dettagli che li differenziano dall'italiano. Iniziamo dai 5 più importanti che sono dunde, dove, com'è, come, quande, quando, chi, perché, perché. Quindi, come avete potuto vedere, i 5 pronomi interrogativi più importanti sono molto simili all'italiano. Però proprio perché sono molto simili è importantissimo andare a vedere i dettagli. In primo punto, quande finisce con la e non con la o come in italiano. Come è molto simile all'italiano come, ma viene pronunciato con una O breve e chiusa, che in genovese si realizza con quella che è l'equivalente di una U italiana. Per rappresentare la brevità della vocale, in questo caso usiamo 2 consonanti in seguito alla vocale di riferimento. Dunde è forse il pronome al quale bisogna tenere più attenzione, in quanto a causa di un mito in parte anche creato dalla canzone Croce de Ma, esiste questa credenza per cui dunde voglia dire da dove e duve voglia dire per dove o dove in generale. In verità dunde e duve sono sinonimi della stessa parola, dove però dunde è la parola verace, viagia, come ci diciamo in genovese, e duve invece è la versione più, diciamo, italianizzata o quantomeno diversa dal più verace dunde. Chi e perché, al contrario, sono pronunciati allo stesso modo dell'italiano. Abbiamo parlato dei primi pronomi importanti del genovese, adesso voglio aggiungerne un sesto, quante, che si assomiglia molto all'italiano quanto, ma ha una peculiarità tipica del genovese e molte volte dimenticata. Sì, perché quante, quando viene declinato al plurale maschile, può essere sia quanti che quante, mentre al femminile singolare rimane quanta, in maniera molto simile all'italiano, e al plurale diventa quante. Andiamo a vedere 2 esempi. Quante uvenie? Quanto costa? Quanto è forte o andava? Quanto veloce andava? Quante ti da pagare? Quanto devi pagare? Ora che abbiamo parlato di questi primi 6 pronomi, andiamo a fare degli esempi di domande. Quando ti vieni a trovarmi? Quando vieni a trovarmi? Come si dice girindun in italiano? Come si dice girindun in italiano? De donde te vieni? Da dove vieni? Donde ti vai? Dove vai? Chi è quell'uomo vei seia? Chi era quell'uomo ieri sera? Perché ti mi dici così? Perché mi dici così? Quanto è che da Zena spesa? Quanto tempo ci vuole da Genova alla Spezia? Finisce qui il nostro episodio sulla lingua ligure. Vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci rivedremo a un prossimo episodio. Arreveise!